Cari telespettatori, ben ritrovati in questo spazio di approfondimento che noi dedichiamo non soltanto al mondo dei pensionati e degli anziani, di questo ringraziamo della collaborazione lo SPCGL del Veneto, ma anche a tutti i cittadini e a tutte le persone per capire quali sono le priorità fondamentali che ci stanno davanti da qua in avanti a 5 anni, vedete il titolo 2025-2030, che devono essere quindi criticità che dovrebbero essere affrontate e possibilmente anche risolte. Ce ne sono diverse, molte stanno a cuore anche agli anziani in generale e alle famiglie, molte anche ai lavoratori nei vari ambiti. Criticità in particolare, lo sappiamo, quello della sanità ma anche del sociale. Per parlare di questo, andare in modo approfondito, abbiamo i nostri esperti, quindi abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Nicoletta Biancardi, grazie di essere qui con noi, grazie. Segretaria generale dello SPCGL del Veneto. Abbiamo il piacere di essere collegati con Margherita Miotto dell'Associazione Salute e Diritto Fondamentale, grazie di essere qui con noi. Grazie. E poi abbiamo sempre qui in studio Paolo Righetti, invece coordinatore del Dipartimento Sociosanitario CGIL del Veneto. Ben ritrovato. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Con competenze in ambito sanitario in modo particolare, abbiamo sempre avuto modo di conoscerla sotto questo profilo. Allora, segretaria, vediamo un po' di far capire ai nostri telespettatori qual è il vostro cruccio passato, ma soprattutto da qua in avanti. Bene, intanto ne approfitto per salutarla e salutare tutte le persone che ci seguono da casa. Noi sicuramente abbiamo più di un cruccio, ma se vogliamo dire, insomma il titolo lo diceva anche nella slide, quali priorità 2025-2030, sicuramente quella della salute è la priorità delle priorità. Salute che significa poi parlare, insomma andremo anche in profondità della nostra sanità pubblica, in questo caso regionale, ma anche molto di più, perché significa parlare di non autosufficienza, significa parlare di invecchiamento attivo, ma anche di salute più a 360 gradi, quindi anche salute del nostro ambiente, del nostro territorio, che impatta sicuramente sulla salute di tutti i cittadini, di tutte le cittadine, quindi che siano essi pensionati, lavoratori o disoccupati. Diciamo che la salute sicuramente è anche, vuol dire, è un diritto costituzionale importantissimo e vuol dire salvaguardare, parlando anche di salute, quindi anche questo noi intendiamo fare, ma è anche un modo per diciamo, riconoscere anche la giustizia sociale che c'è bisogno in questo Paese e anche in questa regione. Lo dice lo stesso, lo dicono lo stesso i principi fondamentali sui quali si basa il nostro Servizio Sanitario Nazionale, cioè l'equità, la giustizia, l'uguaglianza e quindi è importante parlare, diciamo, di questi argomenti. Sicuramente la tutela della salute significa anche tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi lavoratrici e lavoratori, come dicevo anche prima, e questo impatta sicuramente rispetto alla salute delle persone, ma anche rispetto alle possibilità di accedere non solo alle cure, ma prima di tutto alla prevenzione, diciamo, e all'assistenza. Quando parliamo di salute noi partiamo sempre da dei dati, soprattutto guardando la demografia, e sappiamo che nel Veneto, in Italia, c'è una crisi demografica molto importante, c'è un invecchiamento della popolazione sempre più marcato e quindi noi teniamo sempre conto dei numeri, diciamo, della nostra popolazione anziana, anche delle persone sole e delle persone non autosufficienti. Ecco, bisogna anche ricordare che la salute è sicuramente un fattore importante e fondamentale, diciamo, nella nostra società, rispetto al quale se non c'è salute, se non c'è sicurezza, se non c'è sanità pubblica è difficile poi avere anche tutto il resto, tutti gli altri diritti fondamentali, diciamo, che vengano, per così dire, esigiti dalle persone. Ma anche perché a un momento quando uno non ha salute si trova in un momento di fragilità, di difficoltà. E noi questo l'abbiamo visto soprattutto nel periodo della pandemia e post pandemia, perché ancora ci troviamo, quanto importante sia stata, diciamo, ed è il servizio sanitario pubblico, ma nel frattempo anche quanto sia stato svuotato, diciamo, di servizi
a 360 gradi, soprattutto nel territorio, e anche quali differenze territoriali noi troviamo, perché magari ci sono servizi più accentrati magari nelle città o comunque nei comuni più abitati, e man mano che andiamo nel territorio, quello più lontano, diciamo i piccoli comuni, difficilmente troviamo, diciamo, dei servizi non solo adeguati ma anche di prossimità. Quindi anche la qualità della salute delle persone dipende proprio dalla, diciamo, dalla quantità e dalla qualità poi dei servizi che noi troviamo nel territorio, sia essi di tipo sanitario, sociosanitario, ma anche sociale. Quindi il Veneto, diciamo, in questi anni, soprattutto dalla post pandemia, ha sempre affrontato le questioni in maniera emergenziale. Invece noi chiedevamo e chiederemo invece di fare invece una programmazione, una riorganizzazione molto puntuale e seria, guardando in prospettiva anche quello che è la nostra società, che sta invecchiando, quindi ha anche bisogni, diciamo, nuovi, vecchi, ma anche nuovi ai quali rispondere, però non in maniera così emergenziale, ma in maniera molto più strutturale e strutturata. Esatto, che poi quello di cui sta parlando, per precisare, perché poi alcuni ci contestano, dicono ma parlate sempre a favore degli anziani e i giovani. In realtà poi cioè, dato di fatto, l'anziano poi grava sulle spalle anche del giovane, se non riesce ad essere supportato dal contesto sociale, se vuoi esso sociale, sanitario, eccetera, grava sulle famiglie più giovani, e quindi viene da sé che in qualche modo, molte volte gli anziani aiutano i più giovani, attenzione, però in molti casi poi diventa una criticità. Raggiunta una certa età, la persona magari di 50-60 anni ha dei genitori anziani, certo, e sono grossi problemi. Infatti quando poi parleremo, magari approfondiremo la parte della non autosufficienza, la non autosufficienza non tocca solo purtroppo le persone non autosufficienti, che è vero che la stragrande maggioranza sono anziane, ma tocca appunto le famiglie, e quindi le famiglie sono composte spesso, no, da giovani o da lavoratori e lavoratrici, che poi insomma vediamo che per prendersi cura della persona cara, soprattutto le donne, sì, rischiano anche di perdere parte del loro, diciamo, del loro stipendio, perché magari da full time passano al part time, o addirittura a una certa età poi rinunciano al lavoro perché magari hanno sia persone anziane non autosufficienti, ma tante volte anche i nipoti, perché magari i figli a loro volta non hanno le strutture, i servizi pubblici come possono essere gli asili nido, ma banalmente anche un tempo pieno a scuola, e quindi effettivamente quando parliamo di questi argomenti interessano l'intera platea, diciamo, della popolazione. Tra l'altro, prima di arrivare a parlare della non autosufficienza, bisognerebbe parlare invece dell'invecchiamento attivo, che non è solo rivolto, diciamo, agli anziani, ma sarebbe la cultura, diciamo, dell'invecchiamento attivo. Assolutamente, là ci sono vari risvolti. Io volevo far intervenire Margherita Miotto perché le priorità riguardano, abbiamo già visto in modo particolare, alcuni aspetti del sociale e del sanitario, ma non solo, vero? Con la sua esperienza lei punta l'accento e il dito dove? In verità l'ultima indagine, che è stata pubblicata 2 giorni fa, mi pare, da un grande quotidiano veneto, ci dà una fotografia delle preoccupazioni delle persone che è un inedito. Non era mai accaduto che in Veneto la prima preoccupazione dei cittadini veneti fosse costituita dalla sanità. E questo è un dato che deve far riflettere. Per tutte le ragioni che sono appena state ricordate, si ha la percezione che vivere in salute cambia la vita, naturalmente, questo lo sappiamo tutti. E quindi c'è la preoccupazione che ci siano all'orizzonte molti più problemi di quelli che stiamo vivendo attualmente e che già incrociamo. E sempre le indagini di questo periodo ci dicono che in Veneto oltre 350.000 persone rinunciano alle cure. Anche questo è un elemento nuovo,
che non conoscevamo nel passato. E perché rinunciano alle cure? Perché non hanno sufficienti risorse per provvedervi in via privata. Non sarebbe Quindi la giusto prevenzione, questo, sia quindi chiaro. prevenzione. Manca, vuol dire che bisogna investire di più in prevenzione e bisogna irrobustire i servizi, perché è cambiata la domanda di salute. E il terzo dato, che è recente anche questo, i veneti spendono 847 euro pro capite per una varietà di prestazioni sanitarie. Una parte non sono comprese nei livelli essenziali di assistenza che dovrebbero essere garantiti a tutti, ma una parte invece sono escluse. Per esempio il dentista, come sappiamo, le spese odontoiatriche non sono comprese nei LEA, ma ci sono dentro a questi 847 euro, che è una cifra enorme, pro capite in un anno. Ci sono anche molte prestazioni che non è stato possibile ottenere nei servizi pubblici. Dentro c'è anche una quota di spese, per esempio, per il proprio familiare in una RSA, oppure di un disabile in una comunità alloggio. Ecco, questi elementi fanno capire come la preoccupazione sia diffusa ed è una preoccupazione della quale occorre farsi carico. Ci sono però delle ragioni che stanno alla base di questa situazione, diciamo. E le ragioni sostanzialmente sono tre e riguardano la grande lezione che ci deriva dalla esperienza della pandemia, che è stata, come sappiamo, drammatica. Le tre ragioni sono queste. Le metto in fila per ordine di importanza, ma non per il valore che esse hanno. Ecco. Poi chiederò alla segretaria di intervenire a questa. Sì. Prego, prego. Le cito solo. La prima ragione è che servono più professionisti sanitari e sociosanitari che mancano. La seconda è che serve un finanziamento adeguato, perché senza il finanziamento non si possono fare le assunzioni. E la terza è che occorre investire risorse sul territorio. Come ci ha dimostrato la pandemia, chi aveva il territorio infrastrutturato, cioè con l'assistenza primaria che funziona, per esempio, con i distretti che funzionano, con l'assistenza domiciliare che funziona, con i servizi anche residenziali e diurni che funzionano, hanno sopportato meglio, diciamo, la sfida della pandemia. Dove queste cose erano carenti, abbiamo avuto risultati negativi. Questi sono i tre ambiti sui quali, poi eventualmente ne parleremo più nel dettaglio, occorre veramente impegnarsi. Io la ringrazio, resti sempre con noi. Vorrei l'intervento a questo punto anche di lei, chiamiamolo coordinatore, perché ex segretario, perché mi viene sempre da chiamarla coordinatore, esatto, mi viene, esatto, perché Margherita Miotto ha citato tre aspetti importanti, tra cui, dopo parleremo anche con la segretaria di risorse, il numero di professionisti, qui entriamo a bomba nella sanità. Siamo arrivati all'imbuto, alla parte terminale dell'imbuto ormai, ce ne sono veramente pochi, si sono in parte anche disincentivati, tra virgolette, i talenti in qualche modo, no? Con una serie di provvedimenti che forse non hanno avuto l'oculatezza o non hanno previsto quello che sarebbe accaduto poi. Fatto sta che tanti giovani scelgono altre strade, o strade fisiche, se ne vanno all'estero, oppure strade professionali, no? E noi medici di medicina generale, per esempio, ma anche anestesisti, ma anche altri professionisti della sanità, non ne abbiamo. Gli infermieri, parliamo degli infermieri, perché giustamente vanno citati gli infermieri.
Sì, è una situazione che si è accumulata negli anni, è frutto di ritardi nella programmazione delle specializzazioni necessarie, è frutto di vincoli tuttora esistenti in termini di tetti di spesa per il personale, per cui le E di strutture nuovo pubbliche risorse, non possono fare delle assunzioni, un programma di assunzione, ma è frutto anche di una condizione che si è evoluta nel tempo e che ha portato a rendere meno attrattive tante professioni sanitarie e sociosanitarie. Dalla condizione di lavoro particolarmente stressante che si vive soprattutto nelle strutture pubbliche, nei pronti soccorso, ma non solo, anche in tutta la filiera dell'assistenza, nel sistema di residenzialità, che determina condizioni di lavoro non sopportabili, nel senso turni impegnativi, una frequenza di turni difficile da gestire, un cambio di orari all'ultimo momento, oltre a una condizione economica e normativa che non valorizza abbastanza queste professioni. Ecco, coordinatore, io entro un po' secondo, perché mi viene in mente che, dati alla mano, a parte la fascia del nord Europa, dove sono anche personale sanitario e sociosanitario soddisfatto, e c'è un buon equilibrio, Sì. nel resto, esatto, nel resto d'Europa non è che siamo in cattiva compagnia, cioè siamo in compagnia. Però ci sono anche tanti paesi che sono più attrattivi, sia in termini di remunerazione economica, sia in termini di condizioni di lavoro. Tanto è vero che c'è tanto del personale che, come si dice oggi, è in fuga dal sistema, soprattutto dal sistema pubblico, va all'estero oppure va in strutture private che allettano, almeno all'inizio, con condizioni maggiori, ma soprattutto con condizioni di lavoro meno stressanti, meno impegnative dal punto di vista della disponibilità del proprio tempo, turni di reperibilità, che nelle strutture private spesso non vengono richiesti in quei termini. In questa legge di bilancio. Però bisogna agire in fretta, perché non si recuperano queste situazioni in poco tempo, non sono la bacchetta magica, ma se non si interviene con le misure necessarie, sia superando i vincoli dei tetti di spesa, sia incrementando tutta la parte delle borse di studio, di specializzazione, ma anche rendendole più attrattive. Per esempio i medici di medicina di base, il corso di specializzazione è remunerato meno delle altre specializzazioni, per fare un esempio. Cioè ci sono alcune cose che si possono fare subito, e questa della carenza di personale e della carenza della valorizzazione delle professioni sanitarie e sociosanitarie è il punto centrale, lo diceva anche Margherita prima, perché se non si recupera su questo terreno non si riesce neanche a mettere in pratica tutte le misure di rafforzamento sia del sistema ospedaliero sia soprattutto della filiera dell'assistenza territoriale, che è necessario per recuperare una capacità di risposta adeguata a bisogni di salute che sono sempre più crescenti. No, perché senza il personale non si fanno le strutture che sono state finanziate dal PNRR, sono previste dal DM 77, dalle case di comunità, gli ospedali di comunità, i punti unici di accesso, ma se non c'è il personale che garantisce i servizi che queste strutture devono garantire, oltre a quelle che ci sono già, penso ai centri diurni, soprattutto per le persone più fragili, per le dipendenze, penso ai consultori. No, se non c'è il personale specializzato è chiaro che queste strutture ci sono, è un investimento importante, ma rischia di restare sulla carta. Chiaro. Questo per quanto riguarda, insomma, il quadro il tema del personale, che però è un tema centrale, poi ci sono tante altre... No, dopo le vediamo anche insieme. Prima di interrompere per la pubblicità, volevo sempre chiedere a Margherita Miotto, perché dopo nell'altra parte affronteremo gli aspetti economici con la segretaria. Qua continuiamo a dire mancano le persone, però mancano anche i finanziamenti per poter sostenere determinate cose. Ma non abbiamo la bacchetta magica, come si può fare? Perché al di là di recriminare il passato, gli errori fatti, che però serve ben poco sostanzialmente, colpa mia, colpa tua, eccetera, bisogna trovare le soluzioni, lo diceva anche il segretario, e poi alla fine, se no i cittadini... In parte agli errori, gli errori sono legati a fasi economiche di restrizione del welfare in tutta Europa, perché questo è avvenuto, talvolta non per cattiva volontà, diciamo, ma perché ci sono stati momenti nei quali dal 2008 in poi, diciamo, le crisi economiche che c'erano hanno costretto a stringere
a stringere i cordoni della borsa, come si suol dire, e purtroppo sbagliando, secondo me, sono stati stretti nei campi del welfare e non in altri settori. Ma Beh, avviene ancora è vero adesso che perché bisogna andare con gradualità, bisogna dare il segnale anche per il personale che è in servizio e che vive una situazione di difficoltà, che stiamo invertendo la marcia. Allora, si aumentano i finanziamenti? Bene, vanno aumentati in direzione del rafforzamento del personale, del miglioramento delle retribuzioni, perché è indiscutibile che questo è uno dei problemi che abbiamo e che determinano le fughe e la disaffezione verso questa professione. Aggiungo a medici e infermieri gli OS, operatori socio-sanitari. Ecco. E senza gli OS non si fa assistenza nei servizi per gli anziani, per la disabilità e l'assistenza domiciliare, quindi tutte quelle strutture territoriali che partiranno con il 2026 perché finanziate con il PNRR. Quindi bisogna andare con gradualità, minimo 4-5 miliardi di aumento, perché questo è sostenibile per il nostro paese, per il bilancio del nostro paese, è sostenibile. 4-5 miliardi all'anno di incremento della spesa, perché noi dobbiamo recuperare una distanza rispetto ai paesi, a tutti gli altri paesi europei, che è almeno di 4-5 punti del PIL, ma 4-5 punti del PIL, attenzione, ogni punto è 20 miliardi, quindi è presto fatto, vuol dire 4 punti sono 80 miliardi. Allora, noi abbiamo una lunga strada da fare, ma bisogna iniziarla da subito, quindi 4-5 miliardi all'anno in progressione e noi avremo un sistema che affronta le fragilità che sono sempre più numerose e sempre più gravi. Io lo interrompo un attimo. Tanta carne al fuoco, adesso toccherà a lei segretaria. Andiamo un attimo in pubblicità qualche secondo, restate con noi naturalmente. Allora, cari telespettatori, stiamo analizzando le priorità per riuscire ad emergere da una situazione di grave criticità che riguarda moltissimi cittadini. Segretaria, Margherita Miotto ha elencato un'analisi sulle preoccupazioni degli italiani, e tra il primo posto c'è la sanità, e questo fa capire anche che vuol dire che gli italiani non sono così giovani, perché il giovane non si preoccupa in generale della sua salute finché non viene toccato direttamente. E poi di conseguenza rinuncia alle cure e tutto quello che ne consegue. Parlava di retribuzioni, quindi di gratificare maggiormente il personale sanitario, le OSS, gli infermieri, i medici, eccetera, per poter avere maggiore efficienza e una maggiore risposta a quelle che sono le istanze che da qua in avanti continueranno ad aumentare. Con che risorse? Perché voi dite ci deve essere anche il fondo per l'autosufficienza che non ha risorse, c'è anche questo, insomma ci sono tante criticità. Sì, cosa si rinuncia? Ci sono tante problematiche, ma come diceva Margherita bisogna anche invertire la rotta e iniziare comunque da qualche parte, perché insomma i problemi sono tanti, abbiamo visto dalla carenza di medici di medicina generale, che sono il primo presidio rispetto a cui i cittadini insomma hanno di prossimità, ma anche una persona che conosce diciamo i propri pazienti con i quali insomma ci si fida e ci si affida. Ma lì non c'è l'appeal della professione, cioè i giovani non attira a fare medico di medicina bisogna generale. rendere attrattiva anche questa professione, non solo questa professione, insomma lo ricordava prima anche Paolo, ma infermieri, gli stessi OS. Bisogna farlo sicuramente aumentando gli stipendi, ma garantendo anche a questi lavoratori e queste lavoratrici un lavoro, o meglio le condizioni di lavoro che siano
sopportabili, perché abbiamo visto che dalla pandemia in poi non siamo, diciamo, ai livelli pandemici, ma ci siamo molto vicini. C'è tutta la questione anche da risolvere rispetto alle liste d'attesa, il fatto che le persone, proprio anche per mancanza di personale, non possono accedere non solo alla prevenzione, ma a volte anche a prestazioni e a visite che servono per curare la malattia che è già in atto. Da qualche parte bisogna iniziare, le risorse si trovano, magari si fanno delle rinunce rispetto ad altre tematiche, ma per questo si possono assolutamente trovare. Non è uno slogan quello di dire facciamo una vera battaglia per l'evasione, contro l'evasione e l'elusione fiscale, e aggiungo anche contributiva. Qui in Veneto nel 2024 ci sono dei dati spaventosi rispetto a questo. La Guardia di Finanza ha fatto tantissimi controlli e ha trovato evasione fiscale e contributiva per milioni. E addirittura, insomma, il recupero è lento. Il recupero è lento, ma si deve e si può fare, perché non solo in Veneto ma anche in Italia, insomma, le cifre sono spaventose, altro che finanziarie, insomma, quindi anche da lì si può recuperare, ma i tempi di recupero sono talmente lenti che alla fine gli altri sì, problemi però si non possono trovano fare soluzione. anche delle azioni, e parliamo in Veneto subito da domani, pensiamo all'addizionale regionale, insomma, dell'IRPEF, pensiamo all'IRAP. Se noi ci confrontiamo ad altre regioni, ci sono dei provvedimenti dove si possono recuperare anche per i redditi diciamo maggiori anche delle risorse che possono essere destinate ad esempio al fondo della non autosufficienza. Noi abbiamo, diciamo, una legge regionale che è stata conquistata, devo dire, con delle grandi battaglie del sindacato e dei sindacati unitariamente, che ad oggi purtroppo, nonostante sia finanziata e abbia, insomma, anche cospicue risorse, non riesce a rispondere a tutti i bisogni di una popolazione anziana e in crescita. Dobbiamo ricordare che tantissime famiglie rispetto a questo, non solo persone non autosufficienti, si stanno impoverendo e magari rinunciano loro stessi sì. alla salute. Ecco, è anche bene ricordare che quando si parla di non autosufficienza tante persone pensano direttamente, diciamo, ai centri di servizio, alle case di riposo, ma ricordiamo che la stragrande maggioranza delle persone anziane è accudita e curata in casa, spesso da delle persone che sono parenti, i caregiver, tra l'altro non riconosciuti neanche nella nostra regione. Noi non abbiamo una legge diciamo che riconosce la figura del caregiver, quindi a totale diciamo, peso delle famiglie. Dall'altra parte possiamo avere delle assistenti familiari, le cosiddette badanti, che si occupano, diciamo, dei nostri anziani, delle nostre anziane. Spesso anche queste donne, perché sono quasi la totalità donne, tra l'altro straniere, non hanno, diciamo, un titolo di studio o comunque professionalmente magari non sarebbero così adeguate per diciamo, accudire un anziano o un'anziana che poi ha una serie di problematiche che si riscontrano. In casa di riposo, nei centri di servizio, arrivano le persone che in casa non riescono più a starci perché passano, diciamo, in una condizione sanitaria importante che in questo caso le famiglie non riescono più a sostenere. Tra l'altro anche questo va ricordato, spesso chi va in casa di riposo purtroppo non resta neanche un anno, quindi vuol dire che sono casi anche pesanti che le famiglie non riescono più a sostenere. Ma anche qui, sia a casa che nelle case di riposo, nei centri di servizio, sono costi che non tutte le famiglie si possono diciamo, permettere. Infatti, tutti questi, infatti qua stiamo parlando di dare una retribuzione maggiore al personale sanitario, aumentare, però i soldi non ci sono. Però questo vorrebbe anche dire non solo si trovano, non solo diciamo, anche cambiare un paradigma rispetto al lavoro di cura, perché anche su questo si può, diciamo, creare una professione e un vero lavoro che non sia più lasciato in mano, diciamo, un welfare, possiamo dire, familiare.
privato. La cura non è un fatto privato, deve diventare il lavoro di cura una situazione, diciamo, è un lavoro importante e anche sociale. pubblico, socialmente Certo. pubblico, quindi anche rispetto a questo, insomma, si deve investire, insomma, perché poi anche giovani generazioni, non solo, si possono approcciare a questo tipo di lavoro. Però sempre il solito discorso dell'appeal delle professioni per i giovani, che è un dilemma. Prego segretario, lei diceva si possono trovare così tante risorse. Ma se le risorse si possono trovare, bisognerebbe fare un ragionamento più generale che coinvolge anche il livello nazionale, ma anche il livello regionale. Il livello nazionale, è chiaro, dipende dalle scelte di bilancio che si fanno. Diceva Margherita prima, è un problema in tutta Europa e si sta tornando a politiche e vincoli di austerità che impediscono di investire, che investire vuol dire spendere risorse, ma per spenderne meno dopo in futuro, investire nel welfare. Investire nel welfare vuol dire investire nella sanità pubblica, investire nel sociale, nella protezione sociale. Oggi si sta tornando indietro, sono stati ripristinati i vincoli del patto di stabilità a livello europeo, si è deciso di investire invece in riarmo, in spese di riarmo, una quantità enorme di risorse finanziarie che tolgono soldi al welfare e le politiche di bilancio che Ma lì forse è stata un po' una scelta vincolata. È vincolata, però è una scelta che è stata assunta anche a livello nazionale in questa ultima legge di bilancio e che per cui porterà a un'ulteriore contrazione di risorse per il welfare. Noi siamo assolutamente contrari e vogliamo modificare queste scelte e questi vincoli, ma anche a livello territoriale, guardi, non c'è il tempo per approfondirlo, ma di risorse disponibili già stanziate nelle leggi di bilancio passate a seguito della pandemia o poi per finanziare il DM77, le risorse del PNRR, ce ne sono. Noi intanto diciamo che quelle vanno utilizzate a pieno, senza ritardi e senza perdere, perché c'è anche il rischio di perdere se non si fanno gli interventi, se non si realizzano quegli interventi entro ormai tempi brevi, si rischia anche di perdere quelle risorse. E poi sulle emergenze di andare a pescare dove è possibile pescare, anche a livello regionale. Noi è anni che diciamo che sulle emergenze sociosanitarie, che sono anche spesso emergenze sociali, non a caso si intreccia il problema sanitario con quello sociale, di andare a recuperare risorse da chi ne ha di più. Stiamo chiedendo di ripristinare una progressività maggiore nel sistema fiscale, lo diciamo a livello nazionale, se non piace la patrimoniale magari ripristiniamo delle aliquote più elevate nell'IRPEF per chi ha redditi da 200.000, 300.000 euro in su, e ce ne sono, e qua a livello regionale ripristiniamo un'addizionale regionale, no, sui redditi più alti, che non vada a colpire né le persone più povere né le persone del ceto medio, insomma, ma parliamo delle persone che hanno redditi elevati, per avere quelle risorse almeno per gestire le emergenze. Le emergenze per chi deve pagarsi la retta della casa di riposo che è aumentata e che è a livello insostenibile, l'emergenza per pagarsi un affitto che non riesce più ci sono varie criticità. a pagare, le emergenze per intervenire anche sul tema ambientale. Se dopo ho un attimo di tempo vorrei riuscire a svilupparlo, questo collegamento e questa coniugazione fra il tema salute e il tema ambiente. Lo dico, non a caso, noi parliamo delle priorità, quali priorità la CGIL propone a chi si candida al Consiglio regionale a governare di nuovo, a governare la Regione Veneto. Una delle priorità è rafforzare il sistema di prevenzione. Vale sia per la tutela della salute e vuol dire programmi di screening, i servizi epidemiologici, vuol dire la sorveglianza sanitaria soprattutto sulle persone più fragili esposte, vuol dire piani mirati per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto nei settori e nelle attività più a rischio, vuol dire fare un piano regionale amianto che è da anni che manca in questa regione, e vuol dire fare dei piani specifici per ridurre i rischi di natura ambientale. Vediamo una slide, quella successiva, che possiamo anche metterla in onda, che è l'investimento sulla prevenzione. Alle bonifiche sui siti inquinati, ce ne sono tanti in Veneto, da quello cronico di Porto Marghera a quello che è l'inquinamento, uno degli inquinamenti più alti, più elevati in Europa, insomma, che è quello l'inquinamento da FAS in un territorio vasto della regione, con tutto quello che ha determinato come contaminazione dell'ambiente e come danni alla salute
della popolazione e dei lavoratori. Pensiamo agli interventi per garantire l'approvvigionamento di acqua pulita e sicura in questi territori, e penso anche alla necessità di interventi normativi e anche come incentivi economici per ridurre progressivamente, se non eliminare, le tante sostanze tossiche e nocive che vengono usate nelle attività produttive, sia nell'industria sia in agricoltura. Pensiamo ai fertilizzanti, pensiamo alle sostanze chimiche. Ma tutto questo non si sta già comunque provvedendo? Sono voci di capitoli? No, perché basta vedere quello che c'è nel territorio, non si sta provvedendo adeguatamente, basta vedere quello che sta succedendo nel territorio veneto. Ho citato gli esempi da Porto Marghera a Vicenza e tutta l'area dei FAS derivante dalla vicenda della Miteni di Trissino, penso al glisofato usato e ai pesticidi usati in agricoltura, nella viticoltura, insomma, che sono tutte cose che hanno un legame strettissimo con la tutela della salute, perché la popolazione che vive in quei territori, chi lavora in quei territori e in quelle produzioni, chiaramente ha un rischio di ammalarsi molto più alto, e lo testimoniano la crescita continua di malattie derivanti da una parte da stress lavoro correlato e malattie professionali, dall'altro da vicinanza a fonti di inquinamento, sia nei luoghi di lavoro sia nel territorio, sono purtroppo tantissime. Ecco, serve un piano di prevenzione che vada a ridurre. Ma tutto questo non richiede ulteriori finanziamenti? No, richiede come ulteriori finanziamenti. Certo. Allora, Margherita Miotto chiede il suo intervento perché lei ha anche una precedente esperienza significativa. Finanziamenti di qua, finanziamenti di là, eccetera. Sa benissimo che tasse di scopo, vabbè, non è che si possono fare, e soprattutto ricordiamo sempre quello che voi sapete bene, che gli italiani sono ormai ridotti la popolazione che guadagna meno in Europa in assoluto, tant'è vero che si cerca un po' di far leva sulla classe media per sollevarla da questa situazione di impasse critico. No, ma facciamo un ragionamento concreto. In questo momento in Veneto i veneti spendono oltre 3 miliardi per prestazioni private. 3 miliardi. E gli possono, quando ho detto 800 erotti euro a testa, mi riferisco a questo. Mentre un'addizionale sull'IRPEF, finalizzata per esempio al settore anziani, dello 0,5, per un reddito superiore a 75.000 euro, pesa per 10 euro al mese e dà un gettito di 42 milioni all'anno. Allora, si dice che non si vuole mettere le tasse perché non si vuole gravare con 10 euro per chi ha 75.000 euro e poi ovviamente in su a seconda, secondo il criterio della progressività. Ma si tace sul fatto che i cittadini che possono pagare spendono 3 miliardi all'anno per spesa privata. Ma non sarebbe più ragionevole dire che una parte della spesa privata viene risparmiata da quei cittadini che la debbono sostenere, perché con una operazione di solidarietà pubblica si garantiscono quei servizi che i cittadini si devono comprare di tasca propria, in maniera naturalmente diseguale, perché non equa. Perché non tutti ci arrivano, non tutti possono, non tutti hanno le possibilità per farlo. Allora, quando si fa un ragionamento macro di territorio, no, dobbiamo fare questa riflessione. In questo momento si spendono 3 miliardi in Veneto per prestazioni acquistate privatamente, perché il servizio sanitario non ce la fa, perché ci sono lunghe liste d'attesa, ecco. Mentre con molto meno, se ci fosse una tassa di scopo, si risolverebbe un problema di domanda di salute che hanno ormai tutte le famiglie in Veneto e che riguarda la non autosufficienza. Segnalo che ci sono 10.000 richieste per entrare in RSA, 10.000 famiglie
che hanno fatto la scheda SVAM per entrare. Questi 10.000 sono a casa in questo momento, a carico delle famiglie naturalmente, talvolta con una badante che li aiuta, con costi che non sono di poco conto, come tutti sappiamo, e che potrebbero, di questi 10.000, 3.000 non hanno neanche un intervento di natura domiciliare, nemmeno quel contributo minimo che c'è della ICD, che è l'impegnativa di cura domiciliare. 3.000 sui 10.000 non prendono niente. Ecco, o quasi il 40% delle persone che vengono accolte nelle RSA sono malate di Alzheimer o patologie della grande famiglia delle demenze. Ecco, allora ci rendiamo conto che la domanda oggi è questa qui, che occorre centri diurni innanzitutto, e poi pensare anche ovviamente a servizi residenziali, ma bisogna aiutare le famiglie, perché si svenano le famiglie per pagare la retta nelle case di riposo. Si chiamano centri servizio, ma insomma così ci capiamo meglio, ecco. Capito? Che sono servizi di grande qualità, sia chiaro, sono servizi di grande qualità, perché ci sono standard e sono indispensabili, altrimenti possiamo parlare noi di famiglia e di natalità. Se poi non risolviamo questi problemi, ho l'impressione che non si inverte anche questo andamento demografico che è così pesante, come prima è stato detto da Nicoletta. Io lo interrompo un attimo perché abbiamo la pubblicità, poi voglio dare la parola alla segretaria perché parliamo di non autosufficienza, quindi qui torna in gioco appunto il ruolo che ha il sindacato, lo SPCGL. Lei ha già, Margherita Miotto, introdotto bene alcune criticità, alcune tematiche che stanno particolarmente a cuore a moltissimi telespettatori che ci stanno ascoltando. Qualche secondo, restate con noi. Allora, stiamo parlando di criticità che ci sono per tantissimi cittadini, che cosa fare in una progettualità che possa risolvere, insomma affrontare almeno certe tematiche. Siamo arrivati anche al nodo cruciale della non autosufficienza, segretaria. Ha toccato alcuni punti salienti Margherita Miotto e sono quelli che voi rimarcate spesso. Qui c'è la prevenzione e la presa in carico. Prevenzione nei limiti di invecchiamento attivo, cioè quindi cercare di aver cura di sé finché si è in salute, e poi naturalmente anche potersi fare delle visite specialistiche, delle cure appropriate al momento giusto. Qui entriamo nel discorso delle liste d'attesa, perché se non c'è un'emergenza, un'urgenza, come diceva Margherita Miotto, si va privatamente. E poi c'è la presa in carico. Sì. Vedo che la slide sintetizza molto bene non solo le priorità, mi verrebbe da dire anche al di là delle priorità che noi insomma sulle quali ci stiamo battendo da diverso tempo, devo dire anche come sindacato dei pensionati su tanti temi anche unitariamente, quali volontà mi verrebbe da dire, perché è un pezzo che stiamo battagliando insomma rispetto a tutti, diciamo, a tutti i temi che avete visto adesso nelle slide, parlando di non autosufficienza, ma non solo, anche di invecchiamento attivo. Quindi ecco, è importante sottolineare anche questo, perché i tavoli, diciamo, con la Regione non sono tanto agiti, sono poco agiti, e soprattutto spesso è un'interlocuzione a livello informativo, quindi questo è anche giusto insomma ribadirlo. Quindi chiediamo, diciamo, a chi poi non solo oggi si candida alla presidenza, diciamo, della Regione, ma chi lo sarà prossimamente, di convocarci, di avere dei tavoli anche che siano effettivamente veri, dove noi possiamo portare tutte le nostre proposte all'attenzione, diciamo, anche del futuro della Regione. Rispetto a questo, la non autosufficienza, ecco, prima lo ricordavo, c'è sia la parte della domiciliarità che della residenzialità. I problemi li abbiamo da entrambe le parti,
perché allora se leggiamo dalla slide dice riforma delle IPAB, anche qui sono quasi 25 anni che il Veneto sta aspettando la riforma delle IPAB. L'IPAB sarebbero diciamo le case di riposo, esatto, per comprendere a tutti. E quasi 25 anni che l'aspettiamo, credo che il Veneto sia rimasta forse l'unica regione ancora in procinto di avere la riforma. Sarebbe un passaggio importante, perché vorrebbe dire aprire le case di riposo rispetto ai servizi, e quindi dei centri di servizio veri e propri per le comunità, per le cittadinanze, che potrebbero dare anche dei servizi, diciamo, alle cure domiciliari, quindi non solo residenzialità ma anche domiciliarità. Poi certo finanziamento delle cure domiciliari, come qua si dice, la legge sui caregiver che prima accennavamo, perché il lavoro di cura è lasciato, diciamo, alle famiglie che hanno le persone non autosufficienti, ma all'interno poi sia dei centri di servizio che nella parte della domiciliarità ci sono tanti altri aspetti. Ad esempio nelle case di riposo abbiamo tutta la problematica di persone che sono in lista d'attesa per entrare e che non hanno l'impegnativa di residenzialità, o ad esempio anche perché in alcune province mancano proprio i posti letto e quindi non si riesce a entrare, diciamo, in quella casa di riposo. Diversamente invece, ecco, anche da uno studio che abbiamo fatto, c'è abbastanza disomogeneità della situazione. Alcune province sono carenti di posti letto, altre invece abbondano, per così dire, quindi anche rispetto a questo ci vorrebbe una riprogrammazione proprio oltre che l'aumento del numero di posti letto, ma anche delle situazioni, per così dire, provinciali, come sono messe, ma rispetto anche perché forse anche, sono particolari, per alcuni sono insostenibili come per costi. alcune sono insostenibili, infatti anche dal monitoraggio che noi facciamo annualmente, diciamo, rispetto alle rette, abbiamo visto che dal 2023 al 2025, l'abbiamo fatto proprio a febbraio di quest'anno, l'aumento è stato esponenziale per motivi diversi, soprattutto nelle case di riposo private, che ricordiamo che sono la stragrande maggioranza nel nostro Veneto, se non ricordo male arrivano quasi al 70% rispetto a quelle pubbliche, e quindi anche qui poi dipende anche dai servizi che vengono compresi all'interno. Ci possono essere delle rette non solo esponenziali ma insostenibili per le persone non autosufficienti e le famiglie. Un'altra richiesta che facciamo rispetto a questo è quello di pubblicare nei siti, perché noi abbiamo fatto fatica, ecco, a trovare anche queste informazioni, la carta dei servizi che ogni casa di riposo, diciamo, dà in questo caso alla persona che entra, ma soprattutto anche di pubblicare le rette, perché spesso non vengono pubblicate, ma diventa quasi, non voglio dire una contrattazione personale, ma se noi andiamo a vedere molti riportano, soprattutto nelle private, di recarsi, di andarsi ad informare, quindi non c'è una sorta, per così dire, anche di trasparenza, almeno guardando i siti, quindi anche questo diventa importante. Poi c'è tutta la parte che riguarda, insomma, anche l'assistenza delle persone non autosufficienti, e quindi anche tutti i provvedimenti che sono stati fatti, la diminuzione del minutaggio per settimana, diciamo, per ogni ospite, e questo vuol dire può significare anche meno qualità dell'assistenza, non perché le persone che lavorano non siano capaci, ci mancherebbe, ma se hanno meno tempo da dedicare vuol dire che la persona non autosufficiente magari... Però lì parlando anche con le strutture, si nota molte volte che cercano veramente ovunque del personale, che poi viene dall'estero, che poi magari non ha una preparazione, una cultura, c'è una serie di fattori. Perché? Perché tante persone non scelgono più questo tipo di professione, perché richiede veramente una dedizione importantissima in termini anche umani, in termini di risorse e di energia, e anche economicamente non è così gratificante. Se però viene alzata la retribuzione, come hanno fatto alcune case di riposo, questo va a gravare ineluttabilmente poi sulla e anche retta. dalle condizioni di lavoro, perché sicuramente diciamo, la parte retributiva può essere anche una cosa importante, sicuramente lo è,
perché vuol dire anche valorizzare quel tipo di lavoro. Il lavoro di cura è un lavoro pesante, anche, non solo fisicamente ma anche insomma psicologicamente, sì, ma non viene, certi giovani non viene scelto fare. Anche perché ci sono dei ritmi di lavoro che insomma spesso sono insostenibili, come sono nella sanità pubblica, li troviamo anche soprattutto diciamo nelle case di riposo, proprio per diciamo anche i turni stressanti, e spesso essendo poco il personale si deve anche sostituire magari nel momento in cui c'è una malattia piuttosto che le ferie. Ci sono delle eccetera. difficoltà. E quindi... Vedevo Margherita Miotto vuole fare un'osservazione a questo riguardo, vero? No, ma è assolutamente vero questo. Il personale che lavora in questi servizi è soggetto a, come ha detto Nicoletta, a stress, a quel fenomeno del burnout, che in verità crea una condizione davvero di, dopo qualche anno, di richiesta di spostamento. Quindi occorre anche creare le condizioni di una mobilità su domanda, ecco, per cambiare ambiente di lavoro, per magari passare all'assistenza domiciliare, passare ad altri servizi, ma è necessario, altrimenti non si riesce nemmeno a fare come si dovrebbe, insomma, il lavoro a cui si è chiamati, perché è un lavoro molto pesante e scarsamente valorizzato, diciamo, anche da un punto di vista economico. Come è stato detto più volte, conta molto di più dello stipendio anche, come dire, il clima che c'è sull'ambiente di lavoro e le condizioni generali che riguardano la qualità della vita di chi fa questo lavoro. Perché fare i turni, insomma, è abbastanza impegnativo, ecco. E se uno può scegliere un'altra attività, preferisce fare un'altra attività. Certo. Ecco. No, grazie. Infatti Margherita Miotto ha toccato alcuni aspetti anche umani della professione e fanno comprendere che sì, a fronte di queste criticità bisogna sempre avere le persone disponibili, per cui i figli di tante persone che adesso magari questi ragazzi possono avere 20 anni devono aver fatto una scelta di preparazione anche culturale di un certo tipo e invece fanno altre scelte. Però di pari passo, se guardiamo la domiciliarità, abbiamo degli aspetti simili ed è per questo che noi chiediamo che venga fatta una legge, diciamo, venga riconosciuta la figura del caregiver, perché anche lì, al di là che tante donne soprattutto lasciano il lavoro, quindi impoveriscono se stesse, la famiglia e domani avranno una pensione più leggera, ma potrebbe anche significare, anche per le giovani generazioni, fare un passaggio, sicuramente un lavoro di cura, essere caregiver, ma domani con corsi formativi, con sostegno in questo caso formativo, ma anche di supporto psicologico, perché è la stessa cosa, potrebbero anche, per così dire, reinventarsi o scoprire di poter fare una professione che fino ad oggi magari non avevano pensato di fare. Quindi è importante che anche il Veneto si doti di una legge regionale sul riconoscimento del caregiver, quindi del lavoro di Assolutamente cura. no, perché poi il rischio, l'avete detto voi anche più volte, abbandonare il proprio lavoro senza aver maturato una pensione idonea poi porterà questa persona un domani ad essere peggio di quella a cui che aveva assistito e lì scoppia la tragedia. Un altro capitolo importante, qui coinvolgo anche lei coordinatore, è quello dell'abitazione che riguarda sia gli anziani ma anche i più giovani e poi in generale. Abitazioni in affitto con dei canoni molto alti, anziani che da un lato hanno bisogno anche di poter avere una compagnia all'interno delle abitazioni, insomma ci sono diverse criticità. Sì, noi è da anni che stiamo dicendo che c'è un'emergenza a casa, c'è a livello nazionale ma c'è anche qua in Veneto. C'è una domanda forte di alloggi a prezzi sostenibili e dignitose, è un'offerta assolutamente insufficiente, lo testimonia quante domande ci sono, sui 25.000 domande
di edilizia di residenziale pubblica è un'assegnazione che ogni anno non arriva a 1000. Quindi mancano case di edilizia Per tanti residenziale motivi, anche pubblica. qua per il problema delle risorse, mancano i fondi per ristrutturarle, ci sono tantissime case sfitte delle ATER, oltre a case sfitte del settore privato. Rispetto a questa situazione che non è nata oggi, è da anni che si sta accumulando e sommando, non è stato fatto nulla, questo è il dato vero. È da anni che non c'è un piano straordinario per l'incremento dell'edilizia residenziale pubblica, è da anni che non ci sono i fondi, le ATER non hanno i fondi, i finanziamenti per poter ristrutturare le case che oggi non possono essere messe a disposizione perché hanno necessità di essere riqualificate e ristrutturate. C'è qualcosa di finanziamento dal PNRR, soprattutto sull'efficientamento energetico, ma è poca cosa rispetto al bisogno che c'è, ed è un bisogno che impatta fortemente su una parte importante di popolazione. Tanti hanno la casa di proprietà, ma è sempre di più la fascia che insomma fa fatica ad accedere a una casa in affitto, o perché ha una condizione di lavoro povero, per cui non ha reddito sufficiente Comunque per sostenere quello che era un lavoro normale adesso è un lavoro Riguarda i giovani, le giovani coppie che vogliono farsi un futuro, riguarda gli anziani che hanno bisogno di spazi un po' diversi da quelli del passato, perché per l'evoluzione demografica la composizione del nucleo sociale si è diversificato, e riguarda anche una parte di lavoratori. Penso ai lavoratori stagionali che nei centri turistici non trovano un affitto sostenibile, gli costa di più della retribuzione che prendono, per cui è insostenibile, o i lavoratori soprattutto dei centri storici, Venezia in prima fila, ma anche dei centri storici, perché fanno fatica a sostenere i costi di un affitto. Per cui lì bisogna anche lì investire, cioè si parla sempre di spese, no? Che bisogna contenere la spesa pubblica, ma questi sono investimenti. Certo, se si vuole ripristinare un minimo di coesione sociale, certo, e di benessere diffuso sul piano sociale, perché la forbice invece si sta ampliando. Non si tratta di colpire il ceto medio, ma la forbice c'è nella distribuzione della ricchezza, c'è una forbice di una fascia di popolazione sempre più bassa con redditi elevatissimi, e una fascia che si sta allargando di popolazione in una condizione di povertà o assoluta o anche relativa, perché da parecchi anni oramai comincia a essere a rischio di povertà anche chi ha un lavoro che però è precario o basso salario e via dicendo. Per cui la casa è uno di questi temi, dei problemi principali su cui però da anni non si programma e non si destina in questa regione nessuna risorsa. Ne parleremo ancora, siamo arrivati al termine. Allora, io devo ringraziare Margherita Miotto di essere stata qui con noi, di averci dedicato del tempo e anche delle preziose considerazioni. Nicoletta Biancardi dello SPCGIL del Veneto, perché le vostre rivendicazioni fanno sempre riflettere su una situazione che riguarda sempre più persone. E poi naturalmente Paolo Righetti della CGIL, perché con l'esperienza, in modo particolare nel settore sanitario, ci ha dato uno spaccato più aperto anche di quelle che sono le criticità. Noi ci rivedremo presto, devo fare una battuta di chiusura velocissima. Investiamo nel welfare pubblico, sanità, abitare e anche direi trasporti pubblici, che è l'altro elemento che riguarda anche questo gli anziani. Sì. Già, infatti. Allora, grazie a voi di essere stati qui con noi, grazie a voi cari telespettatori di averci seguito, naturalmente rivedete poi la puntata su YouTube e sul web. Buona serata, buon proseguimento.